Buonasera, benvenuti da Filippo Longi dal campo comunale Concador di Monreale, benvenuti alla sesta giornata di Allievi Elite Under 17, benvenuti a Cus Palermo contro Catania. In questa gara che apre il nostro weekend sui nostri schermi del tiro veloce del campo, si comincia, si gioca oggi, due tempi da gara da 45, chiaramente siamo negli allievi, siamo nel calcio dei grandi ormai. Cus Palermo, squadra di casa in maglia bianca contro Catania in classica tenuta rosso-blu. Ora occhio alle spinte, subito la prima offensiva da parte del Catania, trova subito il primo intervento del portiere che deve restare attento contro il primo tentativo della partita. Salva bene Di Paolo, primo scudo della gara dopo 20 secondi, non ha più nemmeno il tempo di poter approcciare al meglio la partita, che arriva la prima occasione al gol di questa gara e passa dai piedi del Catania con una botta neutralizzata bene da Di Paola. Quindi ritorniamo lucidi in partita, introduciamo questa gara, partita che non troverà riscontro di punti, comunque in classifica, fuori classifica quando si gioca con società del genere, che sia Catania, che sia Palermo, contro società professionistiche. Quindi gara fuori classifica, si gioca sabato, si giocherà nuovamente martedì contro il Bagheria qui per il CUS. Diciamo, mister Delladello lascia riposare qualche interprete che ha dato più minutaggio nelle prime partite per dare spazio a chi ne ha trovato di meno su qualche tassello, ma non posso fare altro che augurarvi una buona visione qui sui nostri schermi su TV La Voce del Campo. Un saluto a tutti nuovi e chi ci segue da casa. Entriamo dentro la gara, dentro la sesta giornata dei Live Elite Under 17 con questo fallo procurato da Mattia Madonia, calcio punizione che sale in favore del CUS. Calcio punizione del CUS Palermo, da una mattolena interessante. Calcio punizione CUS, dove si presenta per andare a battere già subito Balzano, mentre ne vengono richiesti 3 in barriera da Antonio Vitali, ne vuole 3 a coprire la propria porta. Ricordo Catania interamente rosa sotto età in tutto il gruppo 2010. Ora o Balzano o Galli. Vediamo chi va a battere questo calcio piazzato al secondo minuto. Galli è una finta, parte Balzano con il destro cercando la porta, trova la barriera, anche una deviazione di conseguenza, un calcio d'angolo per il CUS Palermo, calcio d'angolo CUS dalla bandiera di sinistra, si va a battere Balzano con vicino Modoni, vediamo se arriverà uno schema. Cross in mezzo sul secondo palo, arriva una deviazione rosso-blu, l'ultimo tocco del Catania. Il calcio d'angolo sarà per il CUS Palermo, questa volta la bandierina di destra. Corner da destra per il CUS. Sembra essere la palla di Madonia questa volta. Protagonista, eroe dell'ultima vittoria casalinga del CUS Palermo. Qui contro il Castelvetrano Salinunte col gol al 92esimo. Andiamo oggi devo vedere oggi di riconfermare la prestazione, vista le aspettative di sopra, dopo essersi confermato un punto chiave di questa rosa. Anche la palla resta lì, Failla non riesce a girare perfettamente, si lotta dentro l'area di rigore, c'è stato pure un fallo in attacco, fallo dentro l'area di rigore, c'è stato pure uno scontro tra due giocatori nel CUS e nel Catania. Doloranti restano entrambi a terra, si potrà riproseguire da poco, dopo che arrivano le conferme sullo stato di incolumità del ragazzo, del difensore del Catania. Ha richiesto l'intervento allo staff medico in campo dalla formazione ospite. C'è a terra un ragazzo a cui non riconosciamo, non identifichiamo chi è giù, ma possiamo vedere appieno entrare dentro il campo. Si riprende, dovrà lasciare momentaneamente il campo, è andato giù sullo scontro Elia Balestri. Sarà calcio munizione per un fallo in attacco commesso dal CUS dentro l'area di rigore avversaria. Quindi si può andare, arriva il fischio del direttore di gara che mette in gioco questo pallone corto, rapido, verso la propria sinistra. Lancio lungo in avanti, cercato un ribaltamento di fronte, Failla va sull'anticipo. Oggi tempo qui su Monreale parecchio cupo, speriamo mantenga questa temperatura, che non è calino precipitazioni, per mantenere comunque uno stato del terreno uniforme, comunque per poter giocare al meglio questa gara, sentitissima, ma che non fa punteggio sulla classifica. Assare si sgancia al contrasto, commette fallo qui Randolph Assare, danni del giocatore mai numero 11 Lorenzo Raffaracci. Fallo commesso da Assare, calcio punizione che sarà per il Catania.
quando siamo al quinto del primo tempo, al quinto minuto del primo tempo di gioco. Giocando dietro, Balestri recupera dalla botta subita, si affida al giro palla della sua difesa. Finocchiaro apre a sinistra, la palla è rivolta verso Sessa che cerca un lancio, ancora gran giocata. Raffaracci vorrebbe mantenere, poi al tiro da fuori Di Paola, vola Di Paola, gran giocata qui, gran tuffo in volo di Di Paola. Anche lui 2010, uno dei pochi 2010 in campo insieme ad Asare e Cottone nel CUS. Alla prima a titolare in casa Di Paola, già nella seconda gran parata in 5 minuti. Il gran botta e calcio d'angolo. Calcio d'angolo Catania. Cross dentro, Di Paola lontana con i pugni, la palla resta ancora via per una ribattuta che termina però alta sulla traversa, alta sul fondo. Rinvio del portiere che sta dalle parti di Di Paola per i padroni di casa del CUS Palermo. Rinvia a fondo CUS. Cottone sbaglia, Di Enzoni il passaggio, rimessa laterale Catania. Gioca il Catania, prova a farlo lungo i lati di destra, prolungando questa palla entrata di rigore. Ora Raffaracci serve lo scarico dietro, vorrebbe una gestione un po' forzata del Catania, arriva a supporto Pitucco, la palla resta buona per il 26 che calcio da fuori, cerca una botta, Di Paola non può lasciarsela scappare qui, trova una parata sicura per bloccare questo pallone, l'estremo difensore delle CUS Palermo su difensore mista di oggi. Vista l'assenza di Polizzi, lascia spazio in campo anche a Di Paola con Messina che sta trovando parecchio spazio finora, con cui lasciò da riposare nella gara di oggi. Vedremo quale sarà poi intanto la formazione di martedì con la Fortitudo Bagheria. Qui sta decidendo e incidendo al massimo l'estremo difensore del CUS in questi primi 7 minuti, che ha tolto 2 palle nitide da gol agli avversari. Failla, Balzano richiede e riceve, mentre sul lato si lancia il 3. Balzano va dalle parti di Madania, alla sponda, bene, difende bene Madania per il tiro di Balzano che ha provato ad andare sul primo palo con un destro potente raso terra, leggermente largo, in un rinvio al fondo per il Catania, rinvio al portiere in favore della formazione ospite. Lancio in avanti, Cottone segue l'avversario di Franco, bene qui nel chiudere, bella palla schiesa in mezzo, o Cottone a Sare, alla meglio Cottone sull'anticipo oggi il capitano di Minsardella è proprio lui Angelo Cottone, vista l'assenza di Federico Scoma. E Asare recupera questa palla alta, Randolph Asare chiamato a girarla, impostare sui alle parti di Martorana, 2 tocchi va da Gioè, giro palla, gestione CUS Palermo, Martorana, Failla, gioca e gira bene sui lati di sinistra, Di Franco prova ad andare mentre viene atteso da 2 maglie avversarie, palla ribattuta fuori dall'area di rigore, magari resta sempre viva al limite, Asare si infila, questa volta senza fare, invece no, arriva la chiamata dell'arbitro, commette fallo, Randolph Asare secondo il direttore di gara che ferma il gioco, assegna un calcio di punizione per il Catania. Asare, giocatore che è abituato a questi duelli dopo la vicenda a Trapani della scorsa stagione. Ora giro palla, gestione dietro dalla difesa, dalla retrovia del Catania. Mentre comincia a piovere qui sul Comunale di Monreale, non una bella notizia, quanto vi dicevo poco fa. Occhio qui, Cottone lascia scorrere, la palla è buona per il 7, che punta Di Paola, ancora altro intervento provvidenziale, salva risultato da parte di Paola, questa volta ad essere priorità Cavallara, Tuberto con col portiere Di Paola alla terza parata, salva risultato consecutiva già, ora palleggio e gestione. Bella via, torna dietro, scambiando poi di conseguenza Domenico Bottino, ma il numero 26 che rischia di perdere palla qui. C'è un fallo commesso da Bellavia sull'inserimento di Martorana, giallo per il 26 del Catania, giallo per Domenico Bottino. E calcio di punizione in favore del CUS Palermo, calcio di punizione CUS, primo giro della partita, primo provvedimento disciplinare del direttore di gara, che tira fuori un giallo rivolto verso il 26, Bottino. Sarà da ripetere, rettificare però la battuta. Si dovrà giocare dopo il fischio dell'arbitro in quanto è arrivato un giallo e quindi il fischio è obbligatorio prima di riproseguire col match. Asare va dentro l'area di rigore, la presa mancata sul primo tempo, scappa via senza fallo però.
Sarà ritrovato subito dopo Antonio Vitali che rimette in gioco veloce dalle parti di Bottino, fresco le munizioni, quindi quando siamo al decimo del primo tempo, ricordo un'altra volta due tempi da 45. Ora Cottone bene a strappare l'avversario, si sgancia, lui si sgancia Cottone per aprire sui lati dalle parti di Martorana che è pronto a puntare, Martorana rapido con le gambe contro Bottino, destro in mezzo, la palla taglia tutta l'area di rigore, ma Balzano può rielaborarla. Balzano gioca il rasoterra dentro, palla deviata, Pitucco non arriva e arriva a pulire il 10 Mascara per togliere Galli. Cerca stare dietro, non forza la giocata, preferisce impostare. Gioè che sta nel traversone in mezzo, sull'inserimento di Pitucco. Uscita sicura di Vitali, però ancora assedio Cus, cercare di sbloccare questa partita già dai primi minuti. Bottino. Gioè Galli. Dal limite sale, poi vuole una palla profonda, non c'è nessuno dei suoi, soltanto un rinvio al portiere, un rinvio al fondo per il Catania. Bottino prova ad andare per vie centrali, trovando così il suo numero 11 Rafaraci. Apre tutto a destra, mentre scala su di lui di Franco per attenerlo sulla fascia. Occhio alla corsa del 7, Cavallaro. Vuole puntare di Franco, il recupero palla è bianco per i padroni di casa, rivia al fondo che è stata le parti di Di Paola. Rieccoci, piccola interruzione, dobbiamo prendere l'ombrello, comincia a piovere qui su Comunale Concadoro di Monreale. Comincia a piovere anche in maniera piuttosto recisa, quindi gestione si va in avanti. Palla verso Madonia che deve girare da sola, prende una brutta botta dolorosa, ma si continua a giocare. Quindi Balzano punta, se resta ancora a terra Madonia, palla dentro, Pitucco, anticipato di Franco, ci prova al volo col mancino, non trova una conclusione pericolosa verso il primo, sarà soltanto recupero dal portiere, recupero dalle parti di Vitali. Ora Bottino. Volo il lancio, appoggio che arriva sullo scarico dietro. Mascara, gran controllo orientato, pronto ad aprire sulla sinistra. In avanti il Catania, in avanti la propria panchina, provando ad inventare l'azione che potrebbe portare al gol. Fin qui si resta sullo 0-0 al 12:30 tra Cruz Palermo e Catania. Occhio, la palla arriva a Mascara. Failla disturba. Quella che poi viene spazzata via lontana dall'area di rigore. Dopo un ultimo tocco per il rosso-blu, rimessa dalla che sarà in favore del Cus. Con la battuta di Gioè. Pitucca anticipato. Martorana anche lui. La palla arriva altezza della metà campo per essere poi gestita, girata dietro nelle retrovie del Catania che ricomincia dal portiere, ricomincia da Vitali, coinvolto ancora nell'impostazione dal basso con i piedi dell'estremo difensore, da portiere moderno. Gioca il Catania e lancia, cercando una palla verso il 9, trovando l'anticipo sicuro di Benedetto Faila che ribate trovando Pitucco che difende. Vuole lasciare passare col tacco, lo fa benissimo, gran lavoro di Pitucco per andare da Balzano che è triplicato qui, atteso da tre maglie rosse e blu. Balzano, dietro Galli. Destro che non parte corto sull'1-2, ritorna ancora dall'8 che ora va per vie profonde. Ci prova Galli, Galli ancora, traversone, dentro sull'inserimento di Martorana che non riesce a schiacciarla, non riesce a mandarla verso la porta, occasione però da gol in favore del Cus. Arriva Martorana su una grande giocata dei compagni, manca però l'impatto a schiacciare sul terreno verso la porta, si ricomincerà con un rinvio al fondo, ritrovando Vitali. Bottino. Assale va sull'anticipo, Galli e poi Madonia per vie centrali, preso forte dall'avversario, poi la rimbalza e via da Rafaraci che viene trattenuto e gioca per il vantaggio come indica il direttore di gara, con imbucata centrale verso Mascara, troppo lunga, Di Paola si va a attendere, si va a trovare pronto lì. La palla tra le mani di Paola, protagonista di tre interventi, salva il risultato fin qui.
la mantiene un po', invita a salire, prende tutto il tempo che ha a disposizione per poi lanciare in avanti oltre la metà campo a cercare il suo centravanti Roberto Pitucco, scavalcato però dal rimbalzo. Balzano ritorna dietro verso Failla, Cottone si abbassa, ottoline la palla per ricevere questo pallone, difende, gestisce, la palla è rivolta verso Gioè. Un quarto d'ora è già andato, un terzo del primo tempo in cui vedrete le squadre sullo 0-0, sulla parità a reti inviolate in questi primi 15. Palleggio Catania che gioca e gestisce lungo i lati, provando poi a sviluppare per le centrali. Balestri gira e torna dietro, fraseggio, palleggio del Catania che ritorna dalle parti più bassi della prima impostazione, ritorna servendo Antonio Vitali del Samudio Ansore che ora viene incaricato di un lancio in avanti verso i centravanti, o Cottone oppure Zappalà. Il duello viene vinto dal Cus Palermo, il recupero ed è padrone di casa, ragazzi. Maglia bianca con Rando Fasare che gira e imposta bene verso Balzano, si sovrappone a Sare, la palla viene rivolta verso di lui, palla al 4, inciampa, scivola, deve rimediare, reinventare qualcosa, lo fa alla grande servendo Balzano che poi apre tutto verso Martorano, non c'è lo spazio e quindi pronto ad attaccare il secondo pallone. Avanzata Catania, spingendo sui lati di sinistra mentre Mascara si propone in mezzo, cercato forse uno strappo lungo in linea per poi servire una palla dentro l'aria. Matosta che arriva da una comoda lettura delle cusse che ribatte e manda via in una rimessa laterale. Se è così, rimessa laterale non calcio d'angolo come potevano pensare qualcuno in campo. Gioè Martorana anticipato, sempre su quel lato si gioca dalle parti del 4, chiamato ad impostare e girarla dietro nelle retrovie. Bottino di prima, libera bene una palla da una situazione difficile, ma in maniera imprecisa, regalando di fatto a Balzano per il contropiede. Balzano è lui che punta, scivola, Leoto scivola per andare in attoria, gran chiusura, gran lettura da parte di Pallomeni che riesce a togliere la tre piedi su una gran ripartenza pericolosa costruita dai padroni di casa del Chius Palermo. In Pallomeni qui chiuso alle spalle, intervento falloso di Martorana. C'è fallo a calcio punizione che sarà per il Catania. Pressione Cuspaler in Pallomeni. Gira dietro, ritorna da Vitali. Con calma, senza forzare la salita. La gira nel traffico, la squadra ospite. Ora lancio lungo e va in avanti, non trovando il proprio attaccante, soltanto recupero di Failla che va dietro di palo, ma non un po' lenta, ma ne esce in maniera per lo più illesa. È rimessa laterale Catania su una fretta nella giocata del Cus. Occhio, palla all'11 che va dentro, traversone sul secondo, preda facile di Paolo che allontana con i pugni e assale vorrebbe un numero al limite, gamba alta su di lui, l'arbitro ferma il gioco, chiama fallo, c'è fallo su Randolph Fasare, c'è calcio di punizione per il Cus. Calcio di punizione Cus Palermo. Se la perde qui Gioè. Cercato lo strappo sulla sinistra, trovando Cottone preciso sul primo intervento, un po' meno sul secondo. Quasi fa fatica a tenere l'ombrello integro qui dal campo con la pioggia che sta rafforzando. Prova ad infilarsi il Cus, lo fa bene Pitucco, scivola anche lui sul terreno di gioco Bagnatare. Quanto vi dicevo a inizio partita, nell'interesse di entrambe le squadre che il tempo rimanesse sul sereno, invece comincia a piovere, il terreno di gioco si fa bagnato, scivoloso, non è il primo giocatore che scivola sul pallone. Ora occhio agli strappi, Mascara vorrebbe arrivare prima, viene anticipato da Gallì, bene così Gallì, per poi andare a sinistra sulla corsa di Franco che corre ancora come ci ha abituato bene in questo avvio di stagione. Balzano rientra dentro il campo, Balzano ci riprova, anticipato e chiuso. Ora prova ad uscire il Catania, situazione difficile da cui spuntarla. Balzano, Gallì. Trova lo scarico dietro, lo fa, servendo bene dentro Failla. Cottone. Stiamo per entrare intanto al 20° di gara, fin qui 0-0 in questa stessa giornata del livello Under 17, in questo scontro accattivante, bellissimo, tra Cus Palermo e Catania, che però non fa classifica nel girone A di Elite.
Rimessa tale per il Catania, il 20° di gioco. Occhio alle avanzate. Palla girata bene verso il lato di destra, mentre Di Franco prova a chiudere. Dopo passare di finte, mancino corto dentro, cercando un'imbucata. Di Franco tocca, non c'è fallo, attaccato al corpo, nuovamente volume di gioco, secondo il direttore dell'area, di gara. Si recupera così da parte di Paola, che va al lancio velocizzando. Martorana controlla, mette giù, mentre sale pure Madonia. Martorana imposta e allarga, prende sulla salita di Galli. Abile nel girarla veloce prima dell'arrivo dell'avversario. Bolzano va dal 3 ora, cross in mezzo di Franco sull'inserimento di Martorana e la partita si sblocca dopo 20 minuti. Segna Martorana su una chance simile a quella precedente. Balzano mette la palla in mezzo, Martorana questa volta schiaccia benissimo per il gol che vale l'1-0. Cus Palermo 1, Catania 0. La sbloccata Cristian Martorana. 1-0 Cus Palermo, 1-0 per i padroni di casa dopo 21 minuti. Cambia il risultato, la sblocca il Cus. La sbloccata il Chius Palermo, chiamato tra i titolari e risponde benissimo alla fiducia posta dal proprio allenatore. Mentre io devo lasciare un attimo che ci risistemiamo qui sulla forte pioggia. Occhio all'avanzata Catania che si gioca. Siamo un attimo in fase di sistemazione. Forte pioggia, dobbiamo aggiustarci. Intanto non abbiamo un riparo. No, mi sto riparando. No, non c'è bisogno, ora mi riparo e risolviamo. Opla. È caduto il foglio. Grazie. E al secondo tempo. Rieccoci, ci risiamo. Siamo alla metà di questo primo tempo di gioco. 1-0 per il Cus Palermo, il gol di Martorana. Piccola interruzione un attimo dalla sistemazione sulla forte pioggia che sta accadendo qui a Monreale. Ci siamo, possiamo tornare in linea. 1-0 come detto, segna Martorana, sblocca questa partita. Quindi riprendiamo col gioco mentre il Cus cerca un'altra ripartenza, trovando una lettura comoda di Vitali che ben presa sull'aggressione, sulla pressione di Roberto Pitucco. Vitali. Lancia via, anticipo di Failla. Si resta però ancora in lotta per il possesso con questa palla scaricata dietro sull'avanzata del Catania che prova ora a sfruttare il gioco sul lato di sinistra. Gran corsa, grande avanzata, pronto a metterla dietro. Scarico servito, deve mettere qualcos'altro. Sare va in pressione, scivola, tocca per ultimo. Ha toccato per ultimo Randolph Fasare. Gran contrasto, deciso, puntuale sul pallone. Non sbaglia, senza sbavature, sarà calcio d'angolo per il Catania. Calcio d'angolo Catania. Calcio d'angolo Catania.
cross dentro all'interno del rigore trovando la difesa del Cus che esce bene. Ora si affida a Madonia per andare a impostare il contropiede, trova un duello contro Andrea Impallomeni, rimessa laterale per i padroni di casa del Cus che sono sopra di un gol qua. Spero mi sentite bene, intanto c'è una forte pioggia con il microfono a pochi centimetri dalla mia bocca, non come è imposto solitamente, diciamo siamo un po' in emergenza. Un'emergenza, è stato precauzionale per questa pioggia, mentre la palla è uscita sull'impostazione del Cus, sarà rimessa laterale per il Catania. Rimessa laterale Catania. Gioco momentaneamente fermo. Viene richiesta un'interruzione per permettere a Madonna di allacciarsi le scarpe. Quando siamo a poco meno di 20 minuti, 19 circa, al 45esimo, 1-0 per il Cus. Gestione da Balestri, che scambia corto, lo fa dalle parti di Rafaraci, pronto a girare e smistare in mezzo al campo, bella via, Bottino e apre battuta a sinistra verso Sessa che può correre bene lungo il lato di sinistra, quello opposto ai nostri schermi. Sessa atteso, l'ultimo tocco è del Cus, la rimessa tale sarà per il Catania. Rimessa laterale Catania. Giocando corto al limite dell'area su uno scambio con il 9 David Zappalà. L'ultimo tocco però è ancora bianco nel chiudere la gestione. E calcio d'angolo che sarà per il Catania mentre noi entriamo dentro l'area di rigore. Mascara va a battere dalla bandierina. Noi ci tuffiamo, ci immergiamo dentro l'area, dentro la zona calda di queste partite. Sistema il pallone Mascara. Tutti pronti entro l'area a saltare. Una squadra per toglierla, una squadra per metterla in porta. Palla dentro, morbida verso il centro dell'area. Svetta in alto Gioe. Riesce ad allontanare momentaneamente mentre continua a insistere il Catania. Lo fa con il 5, lo fa con Finocchiaro che prova una botta però non facendo i conti con la chiusura decisa e attenta di Benedetto Failla che va duro ma regolare sul pallone. Non c'è fallo, sarà semplice contatto di gioco. Questo è il giudizio del direttore di gara che ora richiede l'intervento in campo dello staff medico del Catania per verificare le condizioni del ragazzo giù. Rimessa laterale per il Catania, assegnata dal direttore di gara, non l'avevamo detto, il signor Lorenzo Poma della sezione di Trapani. Poi tocco errato di Rafaraci, sarà rinvio al fondo dalle parti di Di Paola. Mentre in questo piccolo istante di pausa, di stallo, vi invito io a lasciare like, a iscrivervi al canale, a supportare il nostro progetto, seguirci anche su Instagram, siamo in forte crescita, invitando anche al vostro contributo totalmente gratuito. Lasciare un like, scrivere e anche commentare. Mi piace a me creare una stanza di interazione dentro questa diretta, interagire con chi ci segue da casa, rispondere nei commenti. Ricordo che leggo sempre tutto e mi piacerebbe anche interagire con voi da casa su come vedete la partita, su come vedete i nostri servizi e il campionato in che sia. Diciamo, siamo aperti a ogni tipo di confronto durante la gara. Oltre il giornalismo tradizionale, puntiamo a creare una community ben unita e coesa. Occhio duelli qui, la palla termina fuori, sarà rimessa laterale in favore del Catania. Tornando quindi di fatto al calcio giocato. Ok gli strappi, Rafaraci vuole andare dentro, va a chiudere bene Benedetto Failla, contrasto vincente, l'ultimo tocco è il suo però, quindi calcio d'angolo per il Catania, dobbiamo tornare con lo zoom dentro la rete, dobbiamo tornare dentro la zona calda della partita, dentro l'habitat di Di Paola che fin qui si sta dimostrando prontissimo a scendere in campo con 3 grandi parate nel primo tempo, alla prima titolare in casa. Mascara va dentro sul primo, cercando un colpo di tacco. Letto bene dalle Cus che può allontanare ora sulla corsa. Occhio di Martona, tenuto però anche lui si abbraccia. C'è qualche contatto, qualche trattenuta. L'arbitro ferma il gioco. Fallo commesso dal difensore numero 3 Marco Sessa. Mentre qui c'è un confronto tra la panchina del Catania, tra l'allenatore del Calcio Catania e Lorenzo Poma.
Confronto effettuato dal signor Sturaro. La messa a Sturaro il signor Poma. Lancio lungo in avanti, trovando Roberto Pitucco. Anticipata alle spalle, la palla rimbalza via dalle parti di Galli. Chiamato a gestire e impostare sullo scarico corto verso Gioè. Mentre potete vedere anche qui ai schermi come si intensifica sempre di più la pioggia sul comunale Concadoro di Monreale. Quando siamo al 30esimo, al secondo quarto d'ora, al secondo terzo di questo primo tempo, solo 1-0 per il CUS. Quando manca un quarto d'ora più recupero alla fine, fin qui non parecchie perdite di tempo, si è proseguito in maniera fluida, scorrevole, in maniera corretta sui valori dello sport, nonostante lo scontro a leggerlo da fuori potrebbe lasciar pensare in qualche scenata di troppo, in scontri, in duelli, nelle trasferte palermitane del Catania. Chiaramente non sono questi presupposti, in un ambiente sano e sereno si sta giocando nei valori dello sport e del fair play, della sana competizione. Lancio che viene allontanato dal Kusma per pochissimo, perché Rafaraci recupera ma se la perde. Galli, anche lui, palla non tenuta troppo tra i piedi, Mattia Madonia va giù. C'è un contatto falloso ai danni, fallo commesso dal Catania, fallo commesso dal giocatore mai numero 4 Cristian Bellavia, danni di Madonia. E c'è fallo e calcio di punizione per i padroni di casa del Cus. Cottone, gioca da Gioè, cercando Randolph Fasare. Lotta dietro, prova a girarsi contro Mascara, Sara imposta, Martonale serve lo scarico e la sponda verso Joe che funziona per mantenere ancora la palla tra i piedi della squadra di Davide Adela, non tenendola però qui sul pallone di Asare, se la perde, Mascara si infila, cercato lui da Rafaraci, non si intendono l'11 e il 10 del Catania, invece riescono però a ritrovarla in mezzo al campo, i propri centrocampisti, Bottino Domenico, unico giocatore ammonito fin qui in questi primi 32 di gioco. Randolph Fasare. Prova un lancio lungo, la palla è troppo lunga per arrivare uno dei suoi compagni. Viene protetta in maniera sicura da Antonio Vitali. Lancio lungo in avanti, cercando la corsa di un attaccante, cercando la corsa o di Rafalacio, di Zappalà, trova soltanto le mani di Di Paola in maniera sicura, chiamata a bloccare e prendere questa palla per poi far risistemare i suoi, prendere ampiezza in mezzo al campo, alzare il baricentro e servire la giocata che si apre, come in questo caso verso Di Franco. Trovato disponibile ma manca il controllo col mancino, scivola l'avversario Cavallaro. Ora duello rinnovato, Di Franco cerca il limite, Pitucco anticipato su un'ottima diagonale letta dal numero 4 Cristian Bellavia del Catania, che riesce a chiudere questa linea di passaggio rivolta verso Roberto Pitucco. Potevano essere guai se la palla fosse filtrata in quella direzione. Vitali, Asare salta in anticipo, la palla è per Pitucco, controlla e si gira, ha cercato la botta al volo qui Pitucco, deviazione del portiere, calcio d'angolo, ci ha provato Roberto Pitucco sulla girata due tocchi, rapido nel mandarla in porta, ma c'è calcio d'angolo Cus Palermo dentro l'area di rigore del Catania. Mentre Madonia viene incontro, noi ci concentriamo però dentro l'area di rigore, è così infatti che viene gestito questo calcio d'angolo. Pitucco rigira dentro da Cottoni che va alto però, alto, rinvia al portiere, invia al fondo per il Catania. Palla già giocata e gestita in mezzo al campo. Si sgancia Foila, mette il corpo davanti ora, recupera bene il possesso. Galli per Balzano, controlla, guarda e può puntare per far salire i suoi. Galli sulla sovrapposizione viene premiato, ma la lettura del Catania è puntuale, è attenta per uscirla anche con la palla tra i piedi, senza pressione, senza paura di perderla. Ma qui finiscono infatti per terminare con un nuovo possesso del Cus. Randolph Fasare salta il primo, salta il secondo, poi si va a chiudere nel traffico di maglia rosso-blu. Non c'è fallo sul 4 di Mestradero, non c'è fallo su Randolph Fasare, c'è soltanto un recupero palla del Catania. Assare col petto mette giù. Non resta però tra i suoi piedi e poi si sgancia Di Franco, 2-3-2, il signor Poma indica un fallo commesso da Rafaraci ai danni di Di Franco.
palla tolta dall'aria, arriva Di Franca ancora che si scontra però contro un muro rosso-blu. Balzano, pronto a puntare, va sul fondo, Balzano, De Mancino deviato, altro calcio d'angolo, altra chance da palla inattiva dalla bandina di sinistra per il Cus per i padroni di casa. Calcio d'angolo Cus. Cross sul secondo, troppo lungo. Balzana ancora fa un po' di fatica in queste prime battute a prendere le misure verso l'area di rigore. È rimessa laterale Catania ora. Mentre forse ha smesso di piovere. Wow. Rimessa laterale Cus ora. Va a restituire palla già direttamente dal suo Gioè, che gioca corto verso Galli. Prova una giocata, Galli ancora deve difendere, la palla rivolta verso lui, chiamato a girarla su due maglie avversari che viene però trattenuto, ma la meglio resta in piedi. Galli ora scarica dietro, palla verso il 7, Martorana, autore del gol che vale 1-0, vuole un cross allontanato, ora duello che ritorna per il possesso con una situazione favorevole per il Catania che gioca sui lati, non c'è nessuno, soltanto il recupero di Angelo Cottone, c'è un giocatore a terra, mette il pallone fuori, il nuovo capitano del Cus Palermo. Come? Sì. Resta a terra Cristian Cavallaro del calcio Catania. Pronti per riprendere, si rialza Cavallaro. Potrà rientrare da qualche secondo in mezzo al campo, anzi no, è già rientrato, forse non era Cavallaro ma era il numero 4 Bellavia, fatto sta che si ristabilisce la parità numerica in mezzo al campo, si era Bellavia, non Cavallaro, il 4 del Catania. Ora ripartenza con Palermo che va verso con Galli, veloce con la palla tra i piedi, Galli disorienta l'avversario col gioco di gambe, Galli, Mancino dentro, invitate verso Madonia, la palla arriva comunque in rete, arriva la doppietta di Martorana, lui che l'ha finalizzata in porta sul tocco di Madonia, che entrasse in porta, non si sa, se entrasse in porta non si sa, fatto sta che il gol arriva al referto di Martorana, 2-0 Cus Palermo, raddoppia il Cus, raddoppia con la doppietta del 7, Martorana riesce a mettere al sicuro il gol e poi arriva comunque l'abbraccio 3-2, Cus Palermo 2, Catania 0, dopo 38 minuti il risultato è di un doppio vantaggio per i padroni di casa del Cus Palermo. ...2-0 Cus al 38esimo e 30, doppietta di Catania, doppietta di Martorana, perdonatemi, facciamo confondere, doppietta di Martorana. Madonia comunque va calciato verso la porta in scivolata, la palla sembrava poter entrare dentro la porta, comunque è arrivato l'intervento di Martorana che finalizza e mette al sicuro il doppio vantaggio dei suoi ragazzi, dei suoi compagni. Randolph Fasare. Lo scarico e l'appoggio servito dietro verso Cottone, chiamato a sganciarsi. Sbaglia però l'emissione del passaggio da Galli, preso di sorpresa, la palla è buona per Cavallaro che può ora pensare di andare dentro. Cavallaro sulle corse di Raffaraci, palla che sembra essere lunga, ma lavora bene ancora il Catania, ribatte via, attentissimo, lì Cottone di Paola, un'altra volta di Paola, poi sul doppio intervento non arriva, il gol di Mascara, il gol del 2-1, Cus Palermo 2, Catania 1, sulla ribattuta di Paola non può far niente, Mascara prende il pallone veloce per velocizzare questa partita, per poterla mettere sul binario di una potenziale rimonta, segna il Catania, ha segnato Mascara, ha segnato il 10 della formazione ospite, ha segnato il 10 in maglia rosso-blu, gol Mascara, 2-1 tra Cus Palermo e Catania.
Prima parata di Paola ottima, sulla ribattuta può far poco, sul colpo ravvicinato di Mascara. Ora palla al 4, che palleggia bene, bella via, apre sui lati, Sessa deve servire lo scarico e ricomincia verso Domenico Bottino, l'unico ammonito fin qui ricordiamo in questo primo tempo di gara, l'unico giallo della partita rivolto verso Domenico Bottino. A terra c'è Gallì, non c'è fallo, sono il signor Poma, rimessa laterale proprio dal 26, Bottino. Ritorna in possesso il Custo, lo fa dietro dalle parti di Paola che non rischia, non si affida a mezze misure, va lungo con il lancio, poi Tucco prova a girare, ora Madonia mette giù la palla nel traffico in cui è la meglio però è Catania che si riaffaccia in avanti, ora momento favorevole per il Catania che ha l'occasione per andare ancora in porta, Di Paola sembra non aver toccato, infatti così conferma la mia lettura il signor Poma assegnando un rinvio dal fondo su un altro squillo, un altro strappo del Catania che ci chiede ora la potenziale rimonta. Anticipo di Bellavia. Preso forte, palla che arriva al limite, cercando una giocata verso Mascara, anticipato bene, prima che ricevesse questo pallone, quindi ripartenza contropiede, Madonia lancia verso Pitucco, non arriva ad andare a cercare i suoi centravanti, sarà una palla che viene controllata comodamente dal portiere Antonio Vitali. Mascara. Impallomenni sbaglia, la palla è buona per Galli, era Balzano che va in avanti, con Pitucco dentro l'area, Balzano vuole il destro a lui, intervento di Vitali a salvare sul destro violento dell'11. Bene qui Balzano con la botta, altrettanta gran parata di Antonio Vitali, di Paola, con qualche rischio avvertito dalla tribuna, allontana su un possesso rosso-blu ora. Ora palla all'11, ci prova Raffaraci, ce l'ha sul mancino, la botta è angolata sul secondo palo, trovando ancora i guanti attenti di Paola che sta facendo un figurone nella prima da titolare in casa, qui al Comune Concadoro di Monreale. Ancora Di Paola a togliere il gol del potenziale pareggio al Catania. Cross in mezzo verso il primo, Bottino tocca, veniva richiesto un tocco con il braccio che non c'è dal direttore di gara. Si affievoliscono subito le polemiche del Catania e può lanciare via Di Paola, Balzano oppure Cavallaro. Cavallaro manda via sul lato, sull'auto di sinistra, su una rimessa laterale che sarà per il Catania, per il Palermo battuta velocemente, per il Cus Palermo battuta velocemente da Balzano, Gallì si ritaglia qui in una direzione avversaria, Balzano, rimessa laterale che sarà per il Cus. Cross dentro l'area, Madonia salta ma non impatta. Pitucco si scontra contro Bottino. C'è fallo commesso da Roberto Pitucco su Domenico Bottino. Sarà fallo e calcio punizione in favore del Catania. Da dentro l'area di rigore in cui andrà a battere proprio Vitali, l'estremo difensore della squadra ospite, della squadra della Sicilia orientale, il Calcio Catania. Raffaraci spinge sulla sinistra verso Sessa, provando a disegnare una verticale dal suo attaccante, trova sicuro qui una copertura di Cottone e a seguito Di Paolo in due tempi chiamato a bloccare. Minuto numero 44, come indica anche mister Davide Deola, invitando alla calma i suoi, vuole portare questo risultato all'intervallo, nei spogliatoi vuole entrare con un gol di vantaggio sugli avversari. Quindi invita i suoi al palleggio in questi ultimi minuti, sono gli ultimi 40 secondi prima di entrare recupero che assegnerà il direttore di gara, il signor Lorenzo Poma di Trapani, qualora dovesse ritornare opportuno assegnare minuti extra alla fine del primo tempo. Deve pulire in mezzo al campo il Cus, non riesce, commette fallo qui Balzano su Cavallaro, trattiene un attimo Balzano, c'è fallo e calcio di punizione per il Catania. Un minuto di recupero, signor direttore di gara, come potete vedere qui a schermo, l'abbiamo inquadrato per bene, si giocherà quindi fino al 46esimo per questo primo tempo di gioco, scelta corretta, nessuna
particolare periodo di tempo in questo primo tempo, un minuto è sufficiente, come anche conferma il signor Pomà. Galli anticipato, non c'è fallo, e invece sì, prova a lasciare concretizzare il gioco, e invece c'era fallo, e calcio di punizione che sarà per il Cus. Calcio punizione Cus Palermo già battuto, e si gioca qui sotto noi dalle parti di Balzano, autore dell'asse sul gol che vale il vantaggio del Cus. Ora palla dentro, Galli. È lui che la gira al limite, affidandosi ai suoi compagni che difendono bella sfera alla porta. Madonia verso Sare, chiamato a girare questa palla verso Martorana. Si resta al limite a Sare Volundesso, che termina però alto, non impensierendo qui Vitali. Sarà rinvio al fondo, rinvio dal portiere per il Catania. Rinvio al fondo Catania, messa in gioco rapido. Finisce così, può bastare così per questo primo tempo di gara. Cus Palermo 2, Catania 1, decide la doppietta di Martorana e il gol di Mascara in questi 46 totali, 45 più 1. Io mi silenzio una decina di minuti, ci sentiamo tra poco, appena inizierà la seconda versione di gara tra Cus Palermo e Catania.
Quindi pronti per ricominciare, ci risiamo, Cus Palermo 2, Catania 1, questo è il risultato, 3 gol totali a primo tempo, 2 per il Cus Palermo squadra di casa, doppietta di Martorana, mentre segna Mascara nel Catania, da accorciare le distanze, dimezzare il risultato. Cus Palermo 2, Catania 1, si attende il fischio iniziato da parte del direttore di gara, il signor Lorenzo Pomo, da direzione di Trapani. Mentre salutiamo tutti gli spettatori da casa, so che ci state seguendo in maniera assidua da casa. Ci siamo, si può ricominciare. Tendiamo qualche secondo prima del fischio iniziale il direttore di gara. Si ricomincia, si va, si gioca, torniamo tra qualche istante, quindi si può andare, faccio partire il minutaggio. Cus Palermo in maglia bianca, ricordiamo Catania in maglia rosso-blu, solito completo indimenticabile del calcio Catania. Rimessa laterale per la formazione ospite lungo il lato opposto ai nostri schermi, lungo il lato opposto alle nostre postazioni sul lato di destra. Palla rimbalza il titolare, occhio che è pericolosa lì, Mascara arriva a ricevere, cercando un destro verso la porta, colpisce la traversa piena qui Mascara, prima occasione da gol dopo 30 secondi al Catania per provare a portarla in parità, ci pensa Catania, questa volta però si scontra sulla traversa, la Di Paolo lontana e spazza via, riparte via, occhio alla risalita del Cus. Martorana, autore di una doppietta, sale per poi andare a servire i compagni, Martorana. Ancora sul lato, gioca da Madonia, controllo un po' lungo, poteva essere una buona soluzione, non aveva nessuno alle spalle, la palla finisce per scappare via dal suo controllo e recupero ritorna a 3 piedi dalla formazione ospite lungo, sempre il lato di destra, ma qui trova Di Franco che resta attentissimo sui lati, Balzano passa con il numero, Balzano vuole puntare, cerca di accentrarsi, viene chiuso, atteso dal difensore mai numero 5 Angelo Finocchiaro che lo accompagna sull'esterno mentre si continua ancora a giocare, si va sull'avanzata del Cus. Palla verso Gallì. Gallì lotta, l'ultimo tocco è stato il ruolo dell'otto in maglia bianca, secondo il direttore di gara che assegna quindi una rimessa laterale in favore del Catania. Rimessa laterale Catania davanti gli occhi della propria panchina, davanti gli occhi di mister Suraro. Occhio alle gestioni. Si va alla ricerca dei centrocampisti, qui dove vediamo poco col palo di mezzo, lo racconto io dove arriva l'inquadratura, fatto sta fin qui fase di stallo, a parte la prima occasione subito dopo 30 secondi cercata la Mascara per riportarla in parità. Ora siamo in un avvio di questo secondo tempo che vede le squadre studiarsi in mezzo al campo per vedere dove affondare nei minuti successivi. Ricordo, questa è la gara, la sesta giornata, saremo di nuovo in campo questa settimana per il tour infrasettimanale, martedì dovrebbe esserci, martedì con Cus Palermo Fortitudo Bagheria. Oh, che intanto la palla verso Pitucco, girata sulla sinistra, cercando Balzano, destro, si distende bene così Vitali, occhio alla ribattuta, Madonia su Vitali che salva 2 volte, nega il gol del potenziale raddoppio al Cus Palermo, ci pensa Vitali 2 volte, prima sulla botta alla distanza di Balzano, poi sull'inserimento di Madonia, concede al massimo il calcio d'angolo qui, calcio d'angolo per il Cus Palermo, calcio d'angolo Cus. Occhio alla girata poi di Cottone. Arriva una palla tolta, spazzata via dal Catania. Madonia. Palla tolta dall'area di rigore. Ci pensa Bottino, Capitan Bottino. Ora lancio lungo, troppo lungo per andare a servire Mascara. La palla resta sulla gestione di Paolo che gioca corto verso Gioè. Controlla e guarda in avanti. Non da Cottone, ma sul recupero o comunque sulla contesa del possesso. Si lotta ancora. La palla viene girata dietro dalle parti di Bottino. Bottino contro Pitucco, in mezzo al campo cercato Mascara, trovato sull'assenza di nuovo in copertura e quindi Mascara ancora gira bene in mezzo al campo, gioca bene il Catania, un bel duello questo nonostante l'intera squadra sotto età, tra tutte le squadre che potrebbero anche giocare meglio di questo girone. Chiaramente da un lato il Custa di mister Adeola e il Catania di mister Stefano Sturaro.
col petto mette giù Bottino. Si gira la palla sui lati, Mascara non trovato, c'è una chiusura del Cus, una chiusura bianca, ora ancora duello, bene qui nello scivolare Marco Sessa per provare a mantenere viva questa palla del Catania, trova però soltanto il recupero di Randolph Fasare che imposta e gioca da Gioè. Sale Gioè con la palla a tre piedi. Martorana effettua lo scarico dietro e ora Cottone alza la testa, vede dove andare, vede chi servire, affidandosi forse alla ricerca di un centravanti che non arriva qui su questa palla. Ricordo oggi, occhio, ritorniamo dopo su quello che stavo per dire, perché Mascara recupera palla ma Cottone riesce a rimediare al meglio, ci ripensa Cottone ad andare a contrasto, di evitare un rischio preso. Dicevamo oggi gara allettante quando si parla di una trasferta palermitana per il calcio Catania, però si sta giocando sui ritmi del sano sport, della sana competizione. Per quanto invitante possa essere questo scontro, non fa classifica. E quindi ci si dà anche un po' più di spazio a chi ha trovato meno minutaggio in queste prime partite, in queste prime 6 di campionato. Ma fin qui la squadra del Cusa sta rispondendo alla grande al confronto e chiaramente tutto lo parla da sé. Doppietta di Martorana, quando siamo al quinto della ripresa, al quinto minuto nel secondo tempo. Zappalà, sotto gli occhi di Davide Adeola, Assare va a contrasto e la palla viene girata bene così lungolina su uno scarico che arriva da Gallì, pronto a guardare in avanti i blu verticali, trova una grande idea, una palla però leggermente lunga sull'arrivo di Madonia. Ora più Catania che Cus in questo secondo tempo, con la botta dell'11 negata dalla chiusura di Benny Failla che va a contrasto, prende una botta e la rimessa laterale per la formazione ospite del Catania. Sembra essere pronto un cambio nel Cus, vediamo chi starà per entrare da qualche minuto, secondo, vediamo se è già pronto. Intanto è pronto ad entrare Puccio. Fuori Madonia, dentro Puccio nel Cus Palermo, fuori il 10, protagonista dei 3 punti contro il Cassaveto Nostro Inunte, dentro il maglia numero 18, Cristian Puccio. Guardate qui all'ingresso in campo. Primo cambio della gara è per i padroni di casa, fuori il 10 entro il 18, fuori Matteo Motori dentro Cristian Puccio nel Cus e Pitucco difende benissimo, poi fa un po' di fatica con Bottino che riesce a spizzare verso i compagni, Assare tocca senza fallo, c'è rimessa laterale per il Cus, c'è rimessa tale Cus Palermo mentre si accende qualcosina, c'è un po' di confusione, che succede? Ah, perché c'era un giocatore a terra. C'era un giocatore a terra, i ragazzi del Catania invitavano a mettere la palla fuori mentre il Cus giocava, però non sembrava essere con malizia la giocata del Cus appena corti. Palla messa fuori, rimessa tale Catania che riconsegnare il possesso ai padroni di casa. Ancora a terra intanto Lorenzo Rafaraci lì sul lato lontano rispetto alle nostre inquadrature. Si rialza ora. Mentre c'è stata una sostituzione in questa interruzione dentro in maglia numero 16 Flavia Altezza nel Chius Palermo. Entra ad Altezza intanto nel Cus durante l'interruzione per verificare le condizioni di Rafaraci. La palla che torna poi dalle mani di Paola. Mentre il Mistadella manda a scaldare più uomini. C'è anche Guida che si scalda tra chi sta rischiando per entrare in campo. Ora occhio a Pitucco che gira sulla sponda verso Martorana. Tocca Bottino per ultimo. Ultima direzione del capitano del Catania. Rimessa laterale per il Cus. C'è stato pure un cambio nel calcio Catania. Durante l'interruzione noi stiamo inquadrando Rafaraci per terra, ma hanno sostituito pure i giocatori della formazione ospite. È entrato in campo in maglia numero 17 Diego Sciuto del calcio Catania. L'ultimo tocca il rosso-blu, ha toccato per l'ultimo proprio Sciuto. È rimessa laterale in favore delle Cus, che gioca corto cercando di impostare una nuova azione.
Puccio vuole un primo dribbling della sua gara che ancora non arriva. L'ultimo tocco è stato il suo. Ha toccato per l'ultimo Cristian Puccio, maglia numero 18 bianca. Sarà rimessa laterale in maglia a strisce rosa e blu. Salta bene in alto così Randolph Fassare. Ora Altezza, autore di un ottimo avvio di campionato sull'Altezza, oggi maglia numero 16 nel CUS Palermo. Palla girata sui lati, Di Franco entra dentro il campo. Assare gira la testa, si guarda intorno, vede disponibile così Altezza che arriva al limite per poi impostare la corsa di Martorana che controlla ed entra in aria per andare forse alla ricerca della porta, non impazza come desiderava, non riesce a realizzare l'idea. Va soltanto in un rinvio dal fondo che sarà per il Catania. Rinvio al portiere Catania dalle parti di Vitali. Lancio in avanti, gestendo bene così Cavallaro, questa palla non semplice, Gioè si va a trovare attento di testa, mentre andiamo a dare una rapida lettura sull'ingresso in campo di Altezza al posto di Failla. Gioè ha stretto la difensore centrale per lasciare spazio in campo al ruolo nativo di Altezza, quindi primo cambio tattico, primo cambio nella difesa del CUS. Gioè passa da un terzino di destra a difensore centrale a fianco di Angelo Cottone per permettere ingressi in campo nel ruolo abituale di Fabio Altezza, che fin qui sta rendendo alla grande in queste prime 6 partite, non nelle prime 5. Ora per lui da qualche minuto è cominciata la sesta. Mascara gira ora palla Rafaraci verso la salita di Sessa che tenta di tenerla in campo. La palla era uscita lungo la linea laterale, rimessa con le mani in favore del CUS al 10° del secondo tempo. 2-1 ancora CUS Palermo, sullo stesso risultato del primo tempo. Altro cambio, doppio cambio, uno per il CUS, uno per il Catania. Dentro in maglia numero 13 Federico Scoma, il capitano, il solito capitano di Mister Davidadela, mentre in maglia numero 20 Mattia Galvagna nel Catania. Sarà pronto per essere all'ingresso in campo un secondo giocatore del Catania. Dentro pure in maglia numero 19 Giuseppe Timpanaro, insieme quindi a Mattia Galvagna. Questi qua sono i due cambi di Mister Stefano Sturaro. Rimessa laterale CUS Palermo. Nel CUS è entrato Federico Scoma al posto di Gioè, nemmeno il tempo di notiziare il cambio tattico con Gioè che ha stretto il difensore centrale che lascia il campo al posto del suo capitano Federico Scoma. Assare, palla incerta, qui arriva per Galvagno che prova subito a giocare dall'appena entrato insieme a lui Timpanaro. Passaggio leggermente lungo, risulta buona la palla per Di Polo che ancora può bloccare con le mani sulla pressione di Rafaraci. Ha finito di scaldarsi Guida, forse tra qualche minuto sarà il suo momento. Lungo di Paola, la palla è verso Martorana che la tiene in campo bene nonostante la pressione stretta dell'avversario alle spalle. Martorana gira, la palla è verso Puccio, ora Randolph Assare. Assare vuole Galli di prima, Galli prova ad andare da suoi, non riesce qui a trovare in maniera pulita Puccio che commette fallo dove non vediamo bene, ve lo racconto io. Puccio anticipato commette fallo sul recupero del Catania. Calcio punizione per la formazione ospite in maglia a strisce rosse e blu. Galvagno imposta sui lati verso il 17 Sciuto e cerca in mezzo la palla verso Rafaraci. Tornano ancora Timpanaro, viene fermato al momento del tiro con fallo, commette fallo Randolph Assare, lì a pochi metri il direttore di gara, il signor Lorenzo Poma, che assegna un calcio di punizione in favore del Catania. Da una mattonella veramente interessante, occhio a questa chance dalla distanza, occhio a questa occasione dal limite dell'area, posizione centrale, da lì può andare sia un destro che un mancino. Vedremo quale sarà la scelta del Catania, vedremo quale sarà l'indirizzo su questo calcio punizione posto da mister Stefano Sturaro. Vediamo chi va a battere. Si preparano Rafaraci e maglia numero 19 Timpanaro. Rafaraci una finta, parte Timpanaro verso la porta, colpisce la barriera, il CUS Palermo spazza via
togliendola questa palla da lì con Bottino che cerca di mantenere la tre quarti avversaria. Poi Puccio vuole difendere. L'ultimo tocco sembra essere stato del Catania, infatti tocca per ultimo Raffaraci. Puccio difende bene questo possesso, è rimessa laterale per il Cus quando stiamo entrando nel primo quarto d'ora di questo secondo tempo di gioco, sul 2-1 per il Cus, sulla doppietta di Martorana che regala il vantaggio al Cus. La rete di Mascara che accorcia le distanze. Asare arriva l'uomo alle spalle, può portare palla senza paura di tenerla e apre bene in maniera precisa sulle fasce di sinistra e gioca Balzano ora. Balzano, Sesso l'attende. Balzano rallenta un attimo, resta al limite dell'area provando a guardare il movimento dei compagni, trova Puccio dentro, cerca uno strappo che non riesce, recupero arriva in maniera comoda del Catania ma dura poco ancora su una palla che scotta del piede della squadra, ritrova qui il Cus Palermo. Puccio dietro sullo scarico, il rimorchio verso l'inserimento del compagno, riesce ad andare in porta il Cus ma resta lì in avanti. Altezza, c'era sul destro, Altezza, colpisce l'incrocio dei poli. Flavio Altezza ci ha provato a raddoppiare ancora il Cus Palermo, questa volta Altezza che si trova una palla buona o ottima sul destro, pronto a mandarla forte verso la porta, colpisce l'incrocio dei pali mantenendo il solito risultato di un gol di distanza 3-2 con il Cus Palermo che è ancora sopra di uno ma ha avuto la chance per raddoppiare. Doppio cambio Cus. Doppio cambio Cus Palermo, dentro Gabriel Dautile e Valerio Guida nel Cus. Fuori Galli al posto di Dautilia. Mentre fuori Pitucco e dentro Guida. Questo è l'ennesimo cambio di mister Vedella quando manca mezz'ora alla fine di questo secondo tempo regolamentare. 60° sul cronometro, prima ora di gara che va. Cus Palermo 2, Catania 1 dopo un'ora di gioco. Vedremo ora con l'ingresso di giocatori che hanno dato più minutaggio, più spazio da titolari in questa via di campionato. Vedremo come cambierà la partita, se prenderà una piega differente. Guida, la prima palla toccata, fermato però. Ora ha trovato Galvagna. Si appoggia da Bottino che lancia lungo, 20 anni su a salire. Cottone lascia scorrere, può affidarsi a Scomaca di testa, ritorna comodamente da Di Paola. Oggi protagonista di una grandissima prestazione alla prima da titolare qui in casa. Altezza Cottone. Di Paola. Flavio Altezza gioca verso Angelo Cottone. Trova in avanti Martorana provando ad impostare verso il 16. Bene, qui la giocata del 17 Sciuto nel liberarsi tra i maglie avversari per poi servire questa palla sulla fascia dove scivola bene così Martorana, scivolato attento dritto sul pallone, riesce di tagliarsi anche la deviazione avversaria, toccato per l'ultimo Cavallaro, rinvia al fondo mentre c'è Martorana dolorante a terra, viene richiesto fortemente l'ingresso in campo dello staff medico del Cus. C'è Martorana a terra dolorante sulla scivolata. Si riprende, Martorana si rialza almeno, zoppicante, accompagnato fuori dal proprio preparatore atletico. Sarà rinvio dal fondo, dalle parti di Paola. Di Paola scambia corto con Fede Scoma, mentre lancia per vie centrali, non trovando poi i suoi, colpendo il signor Lorenzo Poma. La vede comparire a sorpresa e riconsegna il possesso al Cus. Si riprende da lì dietro dalle retrovie del Cus al 63esimo con Martorana che forse non ce la fa a proseguire la sua partita, almeno da quanto riusciamo a trarre dentro il campo dalla richiesta di Adeola di sostituire un giocatore. Palla sulla strappo di Sciuto, atteso bene da Randolfo Fasare che va a contrasto e la rimessa laterale in favore delle Catania. Bottino
lungolinea, anticipa bene così fa altezza, di testa, la rimanda lì, rispedisce dove aveva battuto precedentemente Domenico Bottino, mentre forse deve interrompere il gioco il direttore di gara. Infatti è così, c'è cambio. Dentro Filippo Fasone nelle Cus Palermo, al posto di Martorana. Fuori Martorana, il giocatore che decide questo risultato, al suo posto, dentro Filippo Fasone, stella classe 2010 del Cus. Mentre c'è un doppio cambio anche nel calcio Catania. Fuori Domenico Bottino, in maglia numero 26, fuori il capitano. Dentro in maglia numero 13 Alessandro Castorina. Mentre il nuovo capitano, ora dopo l'uscita dal campo di Bottino, diventa Bellavia. Fuori Bottino, unica moneta ricordo di questa partita. Dentro al suo posto Castorina, come appena detto. E in maglia numero 15 Andrea Lamburi al posto di Elia Balestri. Comunque questi qua sono state delle doppie sostituzioni del Catania. Dentro Castorina e Lamburi del Catania con 25 minuti a disposizione di questa partita. Palla girata bene sulla sponda del 20, cercando di tornare dentro la ricerca di Timpanaro, chiuso sul più bello. Ora lancio lunga alla ricerca di Guida, che di Surba comunque tornando verso la palla, verso Fasone. Filippo Fasone prova ad insistere e indirizzare la prima palla corretta della sua partita. Balzano ritorna dietro, forse un po' la giocata, Fasone non può tenerla lì, ma riesce a facilitare il lavoro per Balzano, ma comunque trova una gran chiusura di Sciuto che va a lottare ancora. Sciuto contro Dautila, l'ultimo tocco è stato di Diego Sciuto, è rimessa laterale per il 17 maglia bianca di Gabriel Dautilia. Randolph Fasare, richiesto il palleggio, richiesto la gestione del possesso. Ora al playmaker del Cus, che resta ancora in avanti, ma per poco, perché la rimessa laterale viene assegnata alle Catania. Si gioca a lungolinea, attende bene Di Franco, mantenendola lì altri 90 minuti si preaspettano per Di Franco, che le sta giocando tutte finora. Guida ora, apre tutta a destra sulla corsa di altezza, ci ha provato a tenerla in campo Fabio Altezza. Comunque ringrazio per l'idea di Valerio Guida, il passaggio per leggermente lungo, un qualche giro di troppo sul pallone. Asare anticipato, si infila Puccio sullo scarico d'altezza, la palla termina fuori, via sul lato, rimessa laterale Catania. Pronto a giocare Andrea Lamburi e va dentro dalle parti di Galvagna. Un fai conti con Asare che spazza via, da Guida che però ha difficoltà nel tenerla. Tocca per ultimo il Cus Palermo, è rimessa laterale Catania. Cottone attende, la palla la tiene ancora Rafaraci, ma Federico Scomo va dritto sul contrasto, dritto sul pallone tra i piedi di Timpanaro. È rimessa dalle Catania che ora cerca ancora un'altra occasione per provare a pareggiarla, trovando per un compattissimo Cus Palermo lì dietro nel fermare le avanzate della formazione rosso-blu. Rimessa laterale Cus, ancora gioca qui sotto i nostri schermi su questa rimessa laterale dal Catania che sta cercando di accelerare, ma il Cus fin qui difende benissimo questo vantaggio minimo a suo favore sulla doppietta trovata da Martorana, che fin qui regala il +1 al Cus. Lamburi riflette su chi servire e va lungo la linea da Galvagna. Mattia Galvagna ha toccato per ultimo il 20 maglia rosso-blu, è rimessa da c'è un altro cambio dentro Maurizio Brusca nel Cus Palermo. Dentro pure Brusca, maglia numero 14 nel Cus. Dentro Maurizio Brusca, pronto ad entrare al posto di Balzano, protagonista di un assist sul gol. Sul primo gol è servito proprio lui l'assist. Al suo posto entrerà Maurizio Brusca, eccolo qui, inquadrato. Mentre potremo riproseguire con una rimessa laterale per il Cus. Randolph Fasare si gira bene nonostante l'uomo alle spalle, imposta da Federico Scoma per servire dove non c'è presenza avversaria, per un controllo di errato di Franco. Qui facilita il recupero del Catania che gioca per il vantaggio. Poi all'11 Rafaraci apre sulla salita di Sessa, vuole un traversone in mezzo, troppo verso la porta, troppo verso Di Paola che è attentissimo
e prosegue una gran prestazione oggi il porterino classe 2010, sotto età anche lui, oggi è la prima titolare in maniera eccellente fin qui. Guida se la va a riprendere con grinta e con rabbia Valerio Guida, va in avanti lui, Guida prova a difenderla, torna dietro e ritorna dalle parti di Federico Scoma per ancora mantenere il possesso tra i piedi dei suoi. Di Franco Asare, buona impressione, forte Galvagna, mentre per il Cus la gira lontana facendo correre quasi da torello gli avversari. Si va a chiudere il traffico un po' altezza, poi la gira lì, superato asciutto, palla sul 14, Brusca prova la sua parte, è velocissimo lui, Maurizio Brusca va dentro da Utilia che non se l'aspettava forse questa palla in arrivo nonostante la deviazione avversaria, controlla ma scappa via, non riesce a tenerla lì Gabriele D'Autilia. Ora Puccio, D'Autilia, Asare, Randolph Asare, poi Flavio Altezza, apertura ancora, prende ampiezza in mezzo al campo il Custo quando mancano 20 minuti alla fine dei 90 regolamentari. Altezza prova ad andare in mezzo, l'ultimo tocco è stato di Andrea Lamburi, vediamo se sarà rimessa o calcio d'angolo, vediamo cosa segna l'arbitro, sarà rimessa laterale, sembra essere questa la scelta iniziale, forse dovremmo rettificare, vediamo cosa segnerà l'arbitro. Infatti è così, rimessa laterale per il Cus Palermo con Maurizio Bruschi incaricato di battere. D'Autilia arriva col passo troppo lungo alla ricerca della porta, rinvio dal portiere in favore del Catania quando siamo al 70° spaccato, 20 minuti alla fine di questa sesta giornata nei livelli under 17. Mentre siamo sul 2-1 al Cus, sui due gol segnati da Martorana, il gol di Mascara che accorcia le distanze. Sullo stesso risultato del primo tempo, Asare nel traffico, lotta meglio in mezzo a due, la palla resta tra i piedi di Randolph Asare. Guida, solito spara alla porta, sponda perfetta per Puccio che era larga e prende ampiezza. Bene per Brusca che entra dentro il campo. Brusca vuole il movimento di Guida, la palla viene ancora gestita dall'unico giocatore in possesso, Castorina del Catania, che resiste agli scontri degli avversari in maglia bianca. Prende questo calcio di punizione. Strappo Catania, rallenta Sterza, commette fallo Puccio, lo manda fuori tempo qui Diego Sciuto. Buona giocata di Sciuto, Puccio fuori tempo, commette fallo, calcio di punizione che sta per il Catania. Sposta il gioco Catania. Sessa. Timpanaro disturbato da Puccio, gliela strappa lui, la toglie tra i piedi, ma il posto ancora rosso blu per la formazione ospite. Nel frattempo, mentre si gioca qui, andiamo a dare una rapida lettura a ciò che accade nel girone in contemporanea. Per intanto possesso Cusa che cerca un'avanzata in avanti, chiusura attenta, puntuale da parte del difensore di maglia numero 5, Angelo Finocchiaro, che comincia a rimessa laterale al Cus Palermo. Diciamo, diamo una rapida lettura. Il Bagheria vince per 8-1 con il Ribera, il Buon Pastore vince per 2-0 in casa con la Vis Palermo, mentre il Carini perde in casa contro il Castelvetrano Salinunte e l'Enna perde con i New Eagles. Questi sono i risultati, oltre al 2-1 tra il Cus Palermo e Catania, i risultati live di questo girone A di Allievi 17. Ci piace dare sempre una rapida lettura, così del merito c'è al meglio a pieno dentro la competizione. Occhio al numero, qui mette il corpo davanti, lascia il corpo davanti, qui il numero 15, Lamburi. È riuscito a saltarlo bene Maurizio Brusca. Lamburi resta lì, risulta ostruzionismo di gioco secondo il signor Poma, che assegna un calcio di punizione per il Cus Palermo. Calcio di punizione Cus, solo procura Maurizio Brusca, dal limite, lì può partire una gran botta verso la porta. Sembra essere D'Autilia il principale candidato alla battuta di questo calcio di punizione. Pronto ad andare con il destro mentre ne richiede 4 in barriera Vitali. Fischia l'arbitro, D'Autilia parte col destro a cercare il primo, palla che gira ma risulta alta di poco. Ci ha provato anche Gabriele D'Autilia, specialista su queste palle inattive. Palla che gira, prende un effetto ma risulta alto alla portiera Vitali, mentre c'è cambio
del Catania, altro doppio cambio, dentro in maglia numero 16 Samuele Zingale al posto di Impallomeni, e dentro anche in maglia numero 16, ho già detto Zingale, dovevo rettificare sull'altro cambio, datemi un istante, non facciamo gaffe. È entrato Zingale, maglia numero 16, e vi comunicherò chi insieme a lui entra in campo. Dovrebbe essere qui inquadrato in giocatore maglia numero 18, Pietro Imbrò. Sì, Pietro Imbrò insieme a Zingale entrano in campo nel Catania. Assare va sull'anticipo, Guida la difende bene, Valerio Guida cercando la palla centrale da Dautilia, preso di sorpresa e lancia via Vitali. Su questi duelli Altezza la mantiene, l'ultimo tocco è stato di Fede Altezza, la rimessa laterale per il Catania quando stiamo per entrare nell'ultimo quarto d'ora di gioco. Dautilia, palla ancora verso Matteo Galvagna, messo giù al limite, Cottone, dritto sulla palla senza mezze misure in maniera regolare, poi Fassone che accelera benissimo, Filippo Fassone ancora ad andare in avanti, Guida fermato, chiuso alle spalle da Castorina, la mantiene viva Puccio, poi Di Franco deve ritornare alla gestione comoda in mezzo al campo come Fassare e ritorna dietro dalla difesa, ma scomoda nella stessa opinione. Un po' di confusione ora in questo frangente di gara che vede ancora lo sostituto del primo tempo quando manca un quarto d'ora sul 2-1 per il CUS su una doppietta decisa da Martorana, il gol da accorciare di Mascara, entrambi fuori dal campo ora. Assare Puccio, Altezza Di Franco che dalla terzione sinistra arriva qui sulla fascia di destra, sintomo anche sinonimo di una grande varietà nel gioco di mister Davide Adeola. Occhio allo strappo di Brusca, che veloce, Brusca anticipato da Vitali, sicuro sulla presa Antonio Vitali, e nel recuperare poi il possesso verso il 17 che si va a scontrare contro l'altro 17 maglia bianca Gabriele Dautilia. Assare non arriva, palla verso Lorenzo Rafaraci che gioca da Timpanaro da fuori, il suo tiro è largo senza deviazione avversaria, sarà un semplice rinvio dal portiere in favore del CUS, rinvio dal fondo CUS Palermo. Rinvio dal fondo del CUS Palermo. Ora vuole uscire, poi al piede Cottone che lancia bene in avanti, Guida prova a difendere, non la tiene, gliela va a strappare il numero 18 Pietro Imbrò. Rafaraci anticipato la Cottone, gran chiusura, bene oggi, grandissima partita di Angelo Cottone, chiamata ad impostare, aprire tutto sulla sinistra. Fassone su un'ottima sventagliata di Cottone, oggi investi da capitano. Mette giù Flavio Altezza, pronto a guardare ancora la piazza verso Maurizio Brusca. Brusca, Assare prova ad inventare qualcosa Randolph Assare quando mancano 13 alla fine. Poi Altezza trattenuto, rallentato, senza fallo secondo l'arbitro, si continua a giocare con Galvagna, con Lamburi e come fallo. Arriva ora la chiamata dell'arbitro dopo qualche trattenuta di troppo. Come fallo Andrea Lamburi, lo fa ai danni del CUS Palermo per calcio di punizione che sarà per i padroni di casa del CUS, con Assare pronto a battere, pronto a metterla in gioco. Commette fallo Lamburi, calcio di punizione che sarà battuto da Randolph Assare del CUS Palermo. Assare gioca in mezzo, sullo stacco, in area di Scoma, saltato in alto per andarla a prendere, arriva però a impattare, gira verso la porta, rinvia al fondo Catania. Rinvia al portiere Catania. Gestione dentro l'area di rigore della formazione ospite. Lamburi trova Vitali. Vitali poi apre tutto sulla destra, sulla salita in mezzo al campo del Catania. Non arriva qui su una palla troppo lunga Galvagna, e comunque ci crede, prova a disturbare Altezza, restano lì in duello, la palla per uscita, l'ultimo tocco è stato rosso-blu, rimessa laterale per il CUS Palermo, per il CUS che gioca corto dentro l'opera di rigore.
Cottone Brusca, prova ad entrare dentro il campo, ci riesce e lo fa bene con Dautilia. Gabriel Dautilia, a sinistra la vorrebbe Puccio, si va su quel lato ma prima dalle parti del 3 di Franco. Ora Puccio, ora Fassone, perdonatemi, Puccio resta disponibile sulla giocata, eccolo qui, Cristian Puccio. Arriva al limite Puccio, perde l'attimo per la giocata, tocca Fassone, la palla resta viva, Randolph Fasare. Scarica dietro, richiedono forse un'interruzione, un fallo. L'intera squadra del gruppo Catania. L'intero gruppo squadra del Catania, sono pure la panchina. L'arbitro non concede però. Guida, scarica e sponda dietro verso Puccio, che non ha il tempo per il tiro, lo attendono lì. Più maglia rosso-blu. Cristian Puccio ancora. Brusca. Richiesta la palla verso Scoma che entra dentro il campo per ricevere. Ancora bene Federico Scoma nel possesso prolungato del Cus ad andare in avanti. Gran giro palla e gran propensione offensiva. Resta ancora con la palla al piede il Cus. Vuole puntare Fassone. Palla al limite, Puccio carica la botta, destro alto, alto il tiro di Puccio, arriva comunque al tiro dopo una lunga impostazione il Cus Palermo, apprezza mister Davide Adeola, la giocata dei suoi. Lancio lungo, Cottone di testa, la palla rivolta verso Federico Scoma che anche lui va in anticipo sicuro su Rafaraci, rimessa laterale per il calcio Catania. All'80esimo, quando mancano 10 minuti esatti alla fine di questa stessa giornata di Alleve Elite. 10 minuti alla fine, 2-1 Cus. La vorrebbe lunga guida. Di Paolo all'ascolta e va al lancio lungo, però un po' impreciso, dove deve arrivare uno tra Brusca e Guida. Ecco il 14, Maurizio Brusca vuole andare da Valerio Guida, preso e atteso bene su quello da Alessandro Castorina. Mentre l'arbitro assegna una rimessa da 3 per il Catania. L'ultimo tocco è stato di Guida, secondo il direttore di gara, secondo il signor Lorenzo Poma. Gestione rossoblu lì dietro, provando ad impostare una nuova azione senza buttare via palla come richiede mister Stefano Sturaro. Ora occhio al lancio di Randolph Fasare, Puccio tocca in maniera un po' lunga, Dautila non arriva, c'è lo scatto ora in avanti mentre si sgancia palla al piede Andrea Lamburi, messo giù da Randolph Fasare, c'è giallo c'è fallo, perdonate, c'è fallo commesso dal giocatore del Cus, non giallo, non viene punito, l'unico giallo fin qui tirato fuori è stato per Bottino, a proteste con il direttore di gara qui il Cus, ma già la scelta è stata fatta, calcio punizione per il Catania. Mentre vi invito ancora a supportare il nostro progetto, il nostro canale, a lasciare like e condividere questa diretta, iscrivervi al canale per non perdervi nulla del meglio del calcio giovanile dilettantistico palermitano e siciliano. Invito anche a commentare e interagire qui in live, io leggo tutto e rispondo ai vostri commenti qui durante la live, durante la diretta. Calcio di punizione per un fallo commesso da Randolph Fasare. Andrà a battere Diego Sciuto con solo 2 barriere richiesti da Di Paola. Sono Maurizio Brusca e Randolph Fasare. Sciuto vuole il mancino verso la zona del schiaffo dell'area di rigore. Il recupero del Cus sembra non essere troppo difficoltoso, spazza via in avanti credendo così a ripartenza verso Valerio Guida, anticipato a pochi istanti dall'arrivo del tank del Cus. Gran controllo, ora si gioca ancora, palla al 20, Mattia Galvani, uno dei migliori subentrati delle Catania Pimpante, rapido in mezzo al campo, sta sostituendo bene Mascara, il suo numero 10, in quel ruolo. Giuseppe Timpanaro. Recupera il Cus, Fasone, Puccio, davanti agli occhi di mister Adeola, il dirigente Cottone. Puccio cerca una palla scomoda, un regalo per il Catania, che ritorna in mezzo al campo ancora dalle parti di De Cosciuto. Ancora zone per palla per le zone centrali. Timpanaro, Sciuto, appoggio dietro, scarico verso Pietrimbro e apertura totale verso il lato di destra, trovando però una buona chiusura proprio da Puccio, che per come ha rischiato qui va a rimediare, a mettere una pezza su un suo errore. Rinvio al fondo, rinvio al portiere per il Cus Palermo quando mancano 7 minuti al 90esimo, 83 sul cronometro, Cus Palermo 2, Catania 1 in questa sesta giornata di Alleve Elite. Cottone Di Franco entra dentro il campo prolungando in avanti per Dautilia. Sciuto torna dietro, occhio qui,
Vitali lancia a lungo, va in avanti alla ricerca delle zone avanzate del Catania. Occhio la palla verso il 20, Galvagna. Vuole puntare Mattia Galvagna. Tocca più il pallone, vuole puntare all'avversario, lo attende secco, attivo qui, Altezza, mette il corpo davanti. Perfetto Flavio Altezza a non cadere nel gioco di gambe di Galvagna. C'è un rinvio al fondo per il Cus Palermo. Rinvio al portiere Cus. Rinvio al fondo Cus. Dopo l'ultimo tocco di Galvagna con Di Paola che invita i suoi ad alzare i baricentri in mezzo al campo. Imbro in avanti, Galvagna serve l'appoggio e lo scarico sull'inserimento di Timpanaro e palla girata ora sui lati, sul lato di destra, sul lato opposto e non si scrive per il Catania che cerca un cross dentro. Galvagna trova un anticipo duro ancora di Angelo Cottone, attentissimo lì dentro l'area di rigore oggi. Ora Mauricio Brusca mette giù, vorrebbe la corsa di Guida, Valerio Guida prova ad infilarsi, trova un'ottima copertura, resta lì a lottare, fa tutto lui Guida e poi Vitali lancia via più lontano che può sull'assalto di Guida. Rimessa laterale Cus Palermo, pronta a battere Di Franco. Dautilia, rimpallo favorevole per il Catania che ricomincia con Vitali. Vedremo se andrà la soluzione corta o lunga. Va la soluzione corta verso il numero 15 che sale con la palla dei piedi. Lamburi si scontra contro Brusca, non c'è fallo, ora palla 17. Sciuto se ne libera, Galvagna vorrebbe entrare dentro il campo, Galvagna prepara un destro dalla distanza, Cottone tocca la palla, sembra essere buona sull'inserimento di Sessa. Non è arrivato per a gestire, l'ultimo tocco è proprio il suo, l'ultimo tocco è di Sessa e il rinvio al fondo che sarà per il Cus a meno di 5 minuti alla fine, rinvio dal portiere dalle parti di Di Paola. Ribatte via Diego Imbro. La palla Galvagna, presa ancora fortissimo da Nando Fasare, grande prestazione oggi di Asare, in mezzo a qualche piccola, leggerissima sbavatura, poi trova una gran partita in mezzo al campo, perfetto in fase di interdizione. E anche in fase di impostazione si è fatto trovare pronto con tanti lanci che hanno permesso ai suoi di prendere metri. Ora rimesso dalla laterale dalle parti del Cus. Mentre sta per finire pure al campo sportivo Santa Cristina tra Vis Palermo e Buonpastore. Buonpastore vince per 2-0 contro la Vis Palermo. Si resta soltanto per questa gara e Vis Palermo contro Buonpastore in live momentaneamente sui nostri campi alle 17. Calcio di Scilla contro Atena e Panormus contro Athletic Club Palermo nel girone A di Aleve Elite. Mentre io vi ricordo, vi invito a seguirci anche domani sui nostri schermi sulle TV La Voce del Campo. Saremo live ore 10 dal Centro Sportivo Petropisani per Academy Palermo Calcio contro Ciaculli per la sesta giornata di Giovanissima Elite Under 15 girone A e in live dal campo sportivo Lo Monaco di Mondello per la prima categoria Sfera Cavallo contro Monreale. Questi i nostri appuntamenti del weekend in cui vi invito a partecipare, a seguirci anche su queste partite. Occhio la palla verso Galvagna, deve ritornare Altezza, lo fa bene. Ora il duello si ripete, Galvagna contro Altezza con Assare anche a dar supporto. Tocca per l'ultimo ferro Altezza, si limita alla ricerca di un calcio d'angolo qui Mattia Galvagna. Sarà calcio d'angolo per il Catania mentre noi entriamo a pieno dentro l'area di rigore. Cross sul prima, Sare la fa volare via, ribatte subito il Cus. Ora occhio a Brusca, la vorrebbe Fasone sulla sinistra ma c'è anche Guida disponibile. Deve alzare la testa e impostare la giocata con un lancio verso Puccio. Almeno nelle idee verso Puccio. La copertura è sicura verso Sciuto, ma occhio a Fasone che riconquista va a puntare. Fasone col tacco, gran palla, grande idea. Puccio contro Sessa ora. Puccio vuole restare lì, cerca una serpentina dentro l'area che non arriva, viene messo giù senza fallo. Sarà un semplice rinvio al fondo per il Catania. Con Vittoria che vuole velocizzare ma c'è un giocatore a terra
un po' tollerante per crampi, quindi deve rallentare un attimo e attendere che si rialzi. Lancerà lungo Vitali mentre siamo entrati nell'ultimo giro d'orologio, nell'ultimo minuto regolamentare, poi sarà recupero, ancora 2-1 tra Custa e Catania. Spinta sui lati, attende guida, si ricomincia dietro. Quindi giro palla gestione dentro l'area di rigore, solita gestione Vitali qua, a meno iniziative, forse guarda Galvagna, la palla è diretta verso di lui infatti, girando con la testa, Puccio, a Sare non mette il corpo, Puccio però direziona da altezza, il palleggio torna comodamente alle parti di Angelo Cottone che lancia sui lati cercando Maurizio Brusca che ancora deve trovare una delle sue prime corse di questa partita. Qualche accenno, non coinvolto al massimo, una partita un po' più di sacrificio in questo secondo tempo a difendere l'avanzata del Catania. L'arbitro assegna 4 minuti di recupero, si giocherà fino al 94esimo, quindi forse recupero così abbondante per l'elevato numero di cambi in entrambe le formazioni, perché per il resto non troppo perdere tempo. Qui si recupereranno 4 minuti. Da Ottilia vorrebbe Puccio. La palla arriva da Fasone che pulisce bene la palla scomoda. Filippo Fasone. Si gioca dalle parti di Puccio. Ora tocco di ritorno verso le di Franco. Messo giù da dietro. C'è fallo. Fallo dal limite. Calcio di punizione dietro l'area di rigore. Non accenna proteste quel Catania. Fallo dietro scivolata su Di Franco che aveva preso bene il tempo all'avversario ed era scappato sulla corsa. Fallo e calcio di punizione dal limite. Quasi dalla linea dell'area di rigore. Sarà calcio di punizione per il CUS. La sistema Puccio. Non escludiamo un tiro verso la porta da lì. Occhio. Occhi sugli schermi, sulla scelta da questo calcio piazzato. Puccio va sul secondo, ma Guida è andato giù con Castorina. Non trovato qui Valerio Guida per terra. Se la rinvia al fondo in favore delle Catania. Rinvio al portiere Catania. Va forte in aggressione Fasone. Gira il Catania, vorrebbe aprire dalle parti di Sciutto che manca il controllo qui. Diego Sciutto non perfetto nel posturarsi su questo pallone. Finisce per riconsegnare la palla così al CUS. Brusca. Ritorna fuori d'altezza. Brusca si apre la palla per il 14. Gioca bene il CUS. Maurizio Brusca tenta di aprire la palla verso Puccio. Puccio Fassone ora, è passata già la metà di questo recupero assegnato, messo giù Fassone, non c'è fallo, non c'è ostruzionismo, secondo il signor Poma che lascia riproseguire ora, occhio al contropiede, cercato Galvagna sulla corsa, la palla è lunga, potrebbe arrivare così Mattia Galvagna mentre andrà a prendere l'avversario, lo fanno altezza e pure Cottone, Galvagna dentro, tocca altezza e Cottone concede il calcio d'angolo, preferisce concedere il male minore qui Cottone, preferisce non rischiare, assegnare un calcio d'angolo per il Catania, occhio, vediamo se arriva una soluzione corta, no. Quindi noi ci concentriamo dentro l'area di rigore. Ultimo di recupero. Siamo al 93esimo, ne ha segnati 4 il direttore di gara. Mancino dentro, la palla passa, resta lì a un passo dal palo di destra, la porta difesa da Di Paola. Occasione Catane su una deviazione arrivata da questo calcio d'angolo. Sarà ancora 2-1 per il CUS in un rinvio al fondo. Momentaneamente la classifica vede ancora fermo a quota 12 il CUS Palermo, in quanto non fa classifica questa partita. A quota 12 il CUS
dietro Calcio di Cilia e Panormus a pari punti a 13. Guida. La palla verso il 16, Flavio Altezza che deve lottare, viene fermato però in maniera regolare si gioca ora, velocizza il Catania, Galvagna, triplicato, la palla comunque viene girata alla 19, occhio all'avanzata di Timpanaro messo giù, c'è fallo commesso da Randolph Asare e questa volta arriva il giallo, ammonito il giocatore del CUS, ammonito Asare, giallo per un fallo sul tentativo di ripartenza commesso ai danni di Timpanaro, c'è calcio di punizione per il Calcio Catania quando siamo al 94esimo ora. Calcio di punizione Catania. Occhio, un'altra chance. Danottiamo Ottane per provare a pareggiare nel finale, allo scadere, agli ultimi respiri. Dice dopo la punizione è finita l'arbitro. Vediamo chi va a battere. Sembra prepararsi al tiro Rafaraci insieme a Timpanaro. Rafaraci vuole andare in porta. Di Paola, la parata della vittoria del CUS Palermo, la tira fuori Di Paola a confermare uno splendido avvio da titolare qui col CUS, portiere classe 2010. Che parata che ha trovato all'ultima palla di questa partita, la decide quindi Di Paola all'ultimo con questo intervento a salvo risultato su Rafaraci. Ci ha provato a pareggiare alla fine il numero 11 del Catania, ha trovato davanti a sé un muro di nome Di Paola e finisce così il CUS Palermo vince per 2-1 questa sesta giornata di Allievi Elite, finisce così, non fa classifica, ricordo questo risultato, comunque arriva un'ottima gara per la fiducia anche dei ragazzi che hanno trovato meno spazio in questo periodo di campionato che oggi hanno svolto una gran prestazione. Saremo già in campo martedì con CUS Palermo contro Fortitudo Bagheria, sempre qui da Monreale per il turno infrasettimanale. Vi ringrazio per la compagnia, per la visione e per la sera passata insieme. Un saluto e alla prossima da Filippo Alongi e grazie sempre. No, un po' meglio, un po'. Eccoli qui che arrivano.